5 anni dopo tornano a brillare le stelle del nostro campionato. Per osservarle non bisognerà guardare verso il cielo, ma bensì sul parquet del Mediolanum Forum. Agos Ducato All-Star Game. Lo spettacolo sta per cominciare. Credo che sia giusto da parte mia ripartire la prossima estate come base dal gruppo che ha dato una grande disponibilità nell'estate scorsa, nello stare insieme 2 mesi. Anche chi non ha giocato ha dato un contributo veramente importante in quello spirito positivo che si è creato, nel modo di stare insieme, in tutto quello che volevamo costruire, e quindi credo che sia giusto ripartire da lì. Poi è chiaro che lì dovremo anche verificare come i giocatori invece stanno fisicamente, come finiscono il campionato, e quindi di conseguenza allargare o meno questo gruppo. Cosa manca in questo momento nella pallacanestro italiana? Manca un numero di giocatori di livello europeo ampio per poter avere delle certezze sulla squadra nazionale. Allora le certezze quali devono essere? Quelle di avere un gruppo di giocatori entusiasti che vogliono fare dei salti di qualità nella loro carriera e vorranno diventarlo perché il tempo c'è, e nello stesso tempo la certezza dei giocatori NBA che di valore assoluto sicuramente ne hanno da vendere, che hanno dimostrato coloro che ci sono già stati, e parlo di Bargnani e Bellinelli, la volontà e la disponibilità di adattarsi anche alla pallacanestro europea, e credo che questo sia, per le volte che abbiamo parlato con lui, anche il desiderio di Danilo Gallinari. E adesso la presentazione delle squadre. Dicevo, coach Dan Peterson ha lavorato naturalmente poco con questa rappresentativa, anche perché si è occupato di allenare l'Armani Jeans a tempo perso in questi giorni. Una nazionale che deve essere rispettata, perché questi ragazzi hanno tanta voglia, tanta fame di crescere all'interno della maglia azzurra. Ne ha per esempio Lorenzo D'Ercole, torna a vestire la maglia azzurra, per lui 12 presenze con l'Italia ex Montepaschi oggi a Cremona. Arriva invece da Biella, e ne abbiamo sentito parlare proprio da Simone Pianigiani, l'uomo della nazionale del futuro, Jeff Viggiano, ex milanese, attualmente a Biella, cresciuto il minutaggio, cresciuto enormemente il rendimento. È invece uno dei pochi veterani di questa nazionale, nonché uno dei padroni di casa, Stefano Mancinelli, per lui 101 presenze in nazionale. Sembra di parlare di un veteranissimo, stiamo parlando di un ragazzo di 27 anni comunque, quindi ancora molto molto giovane e con un grande futuro davanti a sé. Il capitano della nazionale, il vero veterano, entrerà in quintetto, dopodiché lascerà spazio ai compagni più giovani, però giustamente entra in qualità di capitano, nonché anche lui di ospitante, visto che gioca per l'Armani Jeans Milano, Marco Mordente. Con il numero 10 invece c'è uno dei ragazzi che hanno partecipato alla gara alle qualifiche, quantomeno della gara del tiro da 3 direttamente dalla Fabi Shoes di Montegranaro, Daniele Cavaliero. Lo scorso anno per lui una crescita clamorosa dal punto di vista tecnico, ha portato coach Pianigiani a fargli vestire l'azzurro. Per Cavaliero 41 presenze in nazionale, altro che ne ha collezionate ben 64. Primo rimbalzista offensivo del nostro campionato, Andrea Crosariol. Non ha avuto invece molta fortuna fino ad ora, gli auguriamo di averne in futuro. Direttamente anche lui da Cremona, Marco Cusin, 4 presenze in nazionale, fino adesso una carriera in cui gli infortuni spesso lo hanno limitato. È stato limitato anche lui dagli infortuni, soprattutto nella passata stagione, quando ci sono state le qualificazioni per gli europei di Lituania. Per lui soltanto 2 partite e poi un problema fisico. Gigi Datome, secondo miglior tiratore da 3 del nostro campionato, alle spalle di Nicolás Mazzarino, finalista con Nicolás Mazzarino della gara del tiro da 3, che come detto si terrà fra primo e secondo quarto. Invece un esordiente a livello di nazionale a Alessandro Gentile, ma ha già lasciato il segno nell'Under 20 negli europei del 2010, è stato il top scorer della squadra con oltre 17 punti a partita. A proposito di giocatori clamorosamente in crescita all'interno di questa stagione, eccolo qui, Daniel Hackett, tante difficoltà lo scorso anno a Treviso,
tanta leadership invece in questa stagione con la Scavolini, Siviglia, Pesaro, e senz'altro di leader abbiamo tantissimo bisogno. Un altro dei giovani futuribili, se ne parla da tanto, anche lui tante nazionali giovanili, esordio in quella maggiore, Riccardo Moraschini, oggi a Biella dopo aver iniziato la stagione con la Virtus di Bologna, e invece ormai una colonna della Fabi-Shoes Montegranaro, Michele Antonutti, anche lui straordinario tiratore da tre, è stato per qualche tempo addirittura al di sopra del 50%. A proposito di Fabi-Shoes Montegranaro, Andrea Cinciarini nel ruolo di playmaker, uno dei giocatori maggiormente cresciuti, e aumentano i playmaker italiani, perché stiamo parlando di tanti giocatori che occupano quel posto. Ricordiamo, manca Poeta, operato, manca Vitali che è fermo in seguito alla polmonite. Qui invece parliamo di giocatori cresciuti. Pietro Aradori lo scorso anno prima punta a Biella, quest'anno uomo squadra al Monte Paschi, cambiare atteggiamento, cambiare approccio, lui lo sta imparando molto bene. E poi a proposito di giovani, classe 1991, passato dall'Armani Jeans alla Scavolini Pesaro nell'ambito di questa stagione, Niccolò Melli. Il futuro azzurro mi sembra abbastanza rosa. Sicuramente, poi è importante che questi ragazzi continuino a crescere, continuino a giocare con continuità, continuino ad assumersi delle responsabilità, perché questo è che ti fa crescere come giocatore. Però è una squadra interessante, una squadra con buoni atleti, con buoni giocatori, con giocatori in crescita, con giocatori che hanno ruoli sempre più importanti nelle loro squadre. Questo è importante. Qui vediamo inquadrato ovviamente l'allenatore Simone Pianigiani, al momento miglior allenatore italiano senza nessun dubbio. È importante che anche con la nazionale possa, diciamo, portare la mentalità che ha reso grande Siena. Insieme a lui a Luca Dal Monte e Andrea Capobianco a comporre lo staff tecnico di questa nazionale italiana, una nazionale del domani. Speriamo naturalmente in un domani che ci riporti in alto, come tanto in alto la nostra nazionale ha saputo andare nel passato, e adesso è il momento dell'inno nazionale. Sono i ragazzini dell'Armani Junior Program a portare la bandiera italiana. Qua in mezzo, ragazzi. Il nostro paese compirà 150 anni tra 4 giorni e il basket lo celebra in questo modo, con questa grande festa che torna dopo 5 anni di assenza. Il tricolore in mezzo al campo, l'applauso del pubblico milanese, le note dell'inno di Mavelli. Foto di rito per la nazionale italiana. Dicevamo, naturalmente tutti sogniamo di poterla rivedere ai massimi livelli, tutti comunque continueremo ad amarla moltissimo e a ricordare tutto ciò che ha saputo regalarci nel passato.
i quintetti che verranno schierati dai due allenatori. Naturalmente aspettiamoci di vedere le porte girevoli, perché questa deve essere una festa per tutti quelli che ci sono. L'All-Star Game a Cavaliero in palleggio, 10 secondi alla conclusione della partita. Mancinelli sale per il pick and roll, Hackett riceve in angolo, si arresta lo scarico per Datome che appoggia il ferro, il canestro del +2 a 1 secondo e 29 centesimi. La rimessa affidata a Travis Dinner, la stoppata di Jeff Viggiano per chiudere l'All-Star Game. Una giocata da All-Star chiude la partita delle stelle con il successo della nazionale. La squadra delle All Star insieme, questi ragazzi hanno dato vita ad un pomeriggio di basket davvero di grandissimo divertimento, quindi grazie ad Alessandro Gentile, il più giovane rappresentante della formazione di Pianigiani, grazie a Daniel Hackett, anche per lui un ritorno gioioso in nazionale, grazie a Riccardo Moraschini che adesso se ne torna nella sua biella, lo avete visto in precedenza sorridere con un Victor Stanikidze che a sua volta sorrideva, e questa è una buona notizia. Grazie a Cinciarini e grazie a Pietro Aradori, trattato quasi come un veterano, un po' meno minuti perché tanto poi ci sarà tempo, adesso diamo spazio ai più giovani e stiamo parlando di uno che è davvero molto giovane, come molto giovane è Niccolò Melli, che di minuti ne ha avuti parecchi e se li è strameritati. E grazie quindi alla nazionale italiana e a Simone Pianigiani, perché abbiamo avuto davvero un grande spettacolo da parte della nazionale italiana e da parte di tutti coloro che hanno partecipato a questo All-Star Game. Valuteremo in questo gruppo allargato come stanno, veramente in comune accordo con le società, con loro, perché abbiamo bisogno sicuramente di giocatori che possano essere in campo ed esprimere un po' di brillantezza, un po' di voglia, un po' di spirito. Poi si può vincere o si può perdere, ma credo che questo, quando abbiamo la maglia azzurra, lo dobbiamo fare. Quindi, ripeto, vediamo poi tra qualche mese.